Stai già registrando? Dove andiamo oggi, socio? Oggi andiamo ad Asolo. Ma sai che sentivo l'aria rarefatta? Un'altra scoperta strabiliosa. Guardate, porto a bere un caffè all'antica osteria Al Baccaro. Ora andiamo a vedere anche il castello. Sì, Ma chi è? è il sindaco di Asolo. Ah, Un paio di passi siamo arrivati. dai, manca poco. Perché se ore e mezza che ti mi dici manca poco. Con questo Vi salutiamo e vi diamo appuntamento al prossimo giro. Ciao! Gave you too much, now I'm swallowed. Now I'm the fool while you're Stai già breaking registrando? free. Ma dobbiamo fare l'apertura. Amici follower. Ma soprattutto amiche, Amici e follower soprattutto. Allora, inizia con i giri con le moto. esatto, oggi sverginiamo la nuova stagione 2023. Primo giretto soft, tanto Tanto per per provare la sua moto, perché la mia è a posto. è la mia tirata fuori ieri, quindi per i freni. Un consiglio che possiamo dare Dica. d'inverno, Mhm. prendetevi il mantenitore di carica, lasciatelo sempre attaccato. Che tiene la moto Gli fa le sveglia, carezze. sì, gli canta la ninna nanna di sera. Cioè, un mantenitore di carica, un bijou, un bijou. Dove andiamo oggi, socio? Oggi andiamo ad Asolo, cittadina, a Borgo, molto carino. Va bene, Vicino a Treviso. Sì, non tanta strada, faremo la nostra sostettina merendina Sì, perché beh, quella sì. devo narrare che sono le 9. Infatti, Sì, sono le 9 e devo ancora fare Mattino. colazione. Ok. Quindi caffettino, brioscina, oggi intanto per cominciare bene il primo viaggio e la prima giornata. Ringraziamo i nostri amici follower perché ci seguono. Grazie, grazie di cuore. Siete Veramente tanti. 255 siamo 1000 arrivati. follower. Miliardi, Ah, miliardi, sì, 255 miliardi di follower. Attivate la campanella, Sì, mettete mi piace. e iscrivetevi al canale. Semplici cose, ma che a noi fa Importante. piacere. Va bene, partiamo e via verso l'infinito. L'infinito e oltre. Eccolo qua, perfetto. A dopo, ciao. Ciao. All of the pain seems to follow like a shadow, dark and cold to the touch. Am I insane? Amici followers, ma soprattutto amici, abbiamo fatto la nostra colazione al Maori Caffè. Si trova il nome. Non è che non mi ricordavo, in un momento mi sfuggiva. E adesso andiamo dritti verso Oderzo, giusto? Hanno cambiato il nome della città, non era Oderzo. No. Però adesso andiamo a Asolo, giusto? Ho detto giusto? Non ho detto Oderzo, ho detto Asolo. Andiamo ad Asolo. Partiamo, ciao! Amici follower. Amici e soprattutto amiche come sempre, perché prima le amiche e dopo gli amici. Allora, stiamo camminando su questa via che ci porta dal parcheggio al centro di C'è Asolo. da scarpinare un pochino perché Asolo è molto in salita. Ma sai che sentivo l'aria rarefatta? Meno ossigeno. Che altitudine saremo? Passeremo a occhio e croce a spanne Sì. sui 3.200-3.300 centimetri dal livello del mare, quindi siamo abbastanza alti. Comunque non ho fatica. Amici, bella giornata. Abbiamo trovato una giornata calda. Vedi che bella villetta. Calda. C'è anche la piscina. Ci inviteranno a mangiare se suoniamo? Era un'idea per mangiare. When the lights go down, I've seen hell in you, but you don't care. Amici, guardate cosa abbiamo trovato. Niente po' di meno che la targa 1924 muore Eleonora Duse. Quindi una chiogiotta e qui hanno una targa in sua memoria. Una cosa strabiliosa, amici. Siamo dappertutto noi chiogiotti, in ogni dove. Un'altra scoperta strabiliosa, guardate.
non sappiamo chi è sta qua, però è sepolta con Eleonora Duse. Adesso ti porto a bere il caffè, porto a bere un caffè all'antica osteria Al Baccaro. Se vuoi, dopo che veniamo qua a mangiare, abbiamo dei bigoli con la pasta fresca, in salsa di acciughe, gnocchetti fatti in casa con burro e sale e ricotta affumicata. Il posto è nostro. Se vuoi anche premotiamo, come secondi il coniglio e le erbette, stinco di maiale al forno, formaggio cotto con polenta. Mi sa che poi veniamo qua a mangiare, ragazzi, e faremo la nostra solita recensione. And imagine a utopia. Darling, I'm just so fed up with these expectations. They keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm gonna live inside the upside down for a minute and pretend, honey, I'm a perfect 10. Whoa, whoa, honey, I'm a perfect 10. Whoa, whoa, and if I say it enough, it gets ingrained in my head, and I start to see, honey, I'm a perfect 10. Honey, I'm a perfect 10. Amici, siamo appena stati dentro alla cattedrale di Asolo, bellissima, piccola, molto molto bella, hanno dei numerosi dipinti famosi, c'è anche un bellissimo organo, bello veramente, mi piace parecchio. Pensate che si narra che si era rotto e nel 1460 hanno rifatto il campanile e l'hanno fatto ancora più grande di com'è, però questa è la cattedrale di Asolo, molto bella, vedete su campanile. We're human, we breathe, every single thing we see curated. It's overrated, these expectations, they keep weighing me down. Palazzo del Capitano, secolo XVI. Elegante costruzione del XVI secolo, per secoli centro della vita cittadina. Conserva lapidi e stemmi dei capitani veneziani e dell'esterno grandi scene di battaglie. È ora sede del Museo Civico dell'Archivio Storico. Questa rappresentazione vediamo il bacio di Severino Morlin e successivamente l'orgia di Piano Daniele. Allora, cosa ne pensi? Guarda, Asolo non pensavo, cioè una cittadina piccola ma molto bella, ricca di borghi storici, bella anche perché tanto è pieno di gente, incredibile, di sabato, sì. fa ciclisti, motociclisti. Ora andiamo a vedere anche il castello. Sì, però devo dire, riscoperta una bella cittadina da visitare senz'altro, questa sì ve la consigliamo. Castello della Regina Cornaro. Sì, pronto? Ah sì, salve, sì. Sì, siamo ad Asolo, come ha fatto? Ah, siamo già, la fama ci ha preceduto. Ma chi è? È il sindaco di Asolo. Ah, Sì? Sì, facciamo una nostra recensione sulla vostra città. No, soldi non ne vogliamo. Diamo tutto in beneficenza, se dovesse decidere di pagarci, beneficenza le do il nostro IBAN. Per fare la nostra beneficenza, ovviamente. Sì, bella cittadina, bella. Adesso siamo qua nel castello. Sì. Poi le sapremo dire le recensioni. No, un attimo. Sì, no, un attimo. Ci dice se andiamo a mangiare da lui. Abbiamo già... No, sindaco, abbiamo già prenotato, grazie. Sì. No. Sì.
Va bene, grazie, grazie sindaco. Grazie, arrivederci. Ah sì, ci ha detto di ricordare l'Eleonora Duse, ma l'abbiamo già citata prima, quindi adesso andiamo a vedere anche il teatro di Eleonora Duse, la nostra concittadina. Grazie, ciao sindaco. Ciao. Era il sindaco di Asolo. Ci ha preceduto, la nostra fama ci precede. Ragazzi, volevo farvi notare che andiamo adesso a vedere il belvedere della Specola e poi vi farò notare una differenza tra questo belvedere e questo belvedere. Cioè ragazzi, belvedere questo, belvedere anche questo qua. Amici follower, adesso mi accingerò ad arrampicarmi verso la torre nord, dove conquisteremo il vassallo, lo stemma di questo castello. Sto convertendo il mio socio all'alcol. Se permetti, facciamo un cincin in diretta. Sì. All'amicizia. Sì. Se finì il vino. Sì, allora, è finito il vino. Devo dire una cosa molto importante ai nostri follower. Più rosso. Mi sento qua tipo una maschera che mi sfoga rosso. E se schiaccio gli occhi così, riesco a vedere attraverso questo quartino di rosso, mi sono arrivati i superpoteri. Quindi adesso, perché vedi che sto speciali che sta facendo. Adesso assaggeremo questo dolce, poi faremo le nostre recensioni. Amici, Ma soprattutto amici e follower, abbiamo finito di mangiare. mangiato molto bene. Localino particolare, Da un'osteria storica. pensate che aveva 130 anni. E allora ho mangiato un primo piatto dei bigoli con Sì. le acciughe, buone, che erano fresche. Poi ci siamo presi il dolce, Sì. offerto dalla offerto casa, da- sì. Il tiramisù. il tiramisù fatto Molto in casa, buono, molto buono, buono, fresco, sì, perché sì, si sì. sentivano proprio le uova. Sì, Il mio proprio- socio ha sentito anche le galline che facevano cri cri. E mangiato bene, veramente, prezzo buonissimo, pensate col caffè, 18 euro a testa. Sì. Vi esortiamo a venire, questo è il bigliettino da visita, al Baccaro, ad Asolo. Come location io do un 8. E anche un 8 per il mangiare. E anche dai, un 8 per il mangiare. Il perché- servizio finissimi, veramente. 8 in siamo sulla generale, media. sì. Consigliamo. Stavolta proprio possiamo dire che consigliamo questo ristorantino. Molto molto buono. Ciao Ok, ragazzi. Ciao. Dove stiamo andando? Stiamo andando con Words Mass Map alla casa di Eleonora Duse. Fill me out with your smile. Now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you in this. Questa è la casa di Eleonora Duse, vedete? Questa casa, tranquillo riposo della grande attrice nel primo annuale della sua morte, Asolo, e qui abitava.
Amici, stiamo facendo la scalinata per arrivare alle mura e alla rocca. L'area qua è veramente rarefatta. Saremo a 7.000-8.000 centimetri sul livello del mare. Un paio di passi. Me l'hai detto, che ore sono? Le 14:29, me l'avevi detto all'1:10. Un paio di passi siamo arrivati. La salita è diventata ardua e dura. Comunque noi imperterriti riusciremo forse ad arrivare. Dai, manca poco. Ma sto manca poco ormai l'ho associato a una consuetudine, perché se da ore e mezza che ti mi dici manca poco. Dai che manca poco, dai, manca poco. E hai detto 2 minuti, siamo arrivati, girati qua, la rocca, la rocca in le palle d'ore. Dai la scorciatoia, un bel salto e via. Dai, dai. There's a distance between us. It's getting hard to reach out. Haven't seen you in seasons, but all I hear is your voice. I know my limits. You can break Ehi me figliolo, down, tutto but questo giorno sarà tuo, guarda. stay Tutto till quanto. the finish line. E dovrai pagare gli ICI per tutte le case che vedrai, l'IMU e tutte le tasse. Credi che paga solo me? Just to see you again. And I've been counting days to get away. Amici follower, Ma soprattutto amici, esatto. Siamo alla conclusione anche oggi del questo nostro giro. primo giro con la moto, perché vi avevamo lasciato con il primo giro del 2023, l'altro sabato. Siamo alla conclusione del primo giro in moto della stagione 2023. Sì, ci ha stupito in positivo sia per quanto riguarda la località, sia per il cibo e sia per le cose da vedere, perché poi la Rocca, avete visto, ha fatto una piccola scampagnata, 2 piccoli passi. Un consiglio di venire ad Asolo, di venire a vedere questo posto perché veramente ne vale la pena. con questo Vi salutiamo, e vi diamo appuntamento. al prossimo giro. Ciao! Amici, Follower, ma soprattutto amici. piccolo incidentino, sono andato a muso avanti, però non mi sono fatto niente, fortunatamente, tutto ok, e avremmo bevuto anche un pochettino di rosso, non è vero? Certo. Sì, che io sono astemio, però tutto a posto, mi sento bene. Ciao amici, Ciao. ciao. Amici, follower, Amici, amiche, benvenuti sul nostro canale YouTube. Abbiamo anche un QR code da tirare giù, quindi uno basta che con il telefonino e la telecamera accesa inquadra il QR code, vede la pagina, basta iscriversi e seguirci.